Campo di Benna a Fontanelle per dare avvio alla realizzazione del bacino di laminazione del Monticano, prima parte di un'opera per mettere in sicurezza Livenza alla confluenza con il Meduna. Qui stiamo realizzando un bacino di laminazione che interessa il fiume Monticano e il canale Cervadella. Peraltro a monte sul Cervadella anche il Consorzio di Bonifica ha già fatto un piccolo bacino di laminazione, uno lo abbiamo fatto a Valle di Lutrano in corrispondenza del corso d'acqua, si chiama Borniola, e qui si riusciranno ad accumulare oltre 1 milione di metri cubi d'acqua. Costo di questo bacino 16 milioni di euro, più consistente il secondo intervento nell'area di Pradei Gai. Sempre nella stessa gara d'appalto è stato finanziato e aggiudicato anche il lavoro del bacino di laminazione di Pradei Gai. Lì stiamo parlando di un'opera che, a differenza di questo, contiene 20 milioni di metri cubi d'acqua, quindi un intervento assolutamente molto più grande rispetto a questo, ma che fa parte di un sistema di interventi fatti in vari punti e che consentono di incrementare la sicurezza. Stiamo parlando, fra questo e quello di Pradei Gai, di un intervento da 48 milioni di euro. In caso di portate preoccupanti di questi fiumi, tali opere con l'allagamento di aree agricole possono salvare dall'esondazione abitazioni, strade, aree produttive a valle del bacino di laminazione nei comuni di Oderzo, Motta, Fontanelle, Gorgo, Mansuè e Porto Buffolè. Un progetto che rientra nel piano regionale di difesa del suolo che prevede 23 bacini, 14 dei quali realizzati. Resta ancora aperta la questione dei rischi per il Piave con il contestato progetto delle casse d'espansione sulle grave di Ciano. Ora l'opera è commissariata. Sono comprensibili le opposizioni territoriali, perché poi giustamente chiunque si pone il problema di capire che impatto avrà l'opera. Penso che si affronti questa attività semplicemente con il dialogo, spiegando l'opera. Quando tu leggi che c'è un effetto diga con muri alti 10, 12, 13 metri, gli devi spiegare che non ci sarà un effetto diga con i muri in cemento armato. Ma questo non spetta a noi, lo farà direttamente il commissario.